Oggi Open Day presso la chiesa di San Pietro, qui con tutti gli alunni che fanno da Cicerone, con i vari corner che spiegano i vari indirizzi dell'Istituto Leonardo, che sono tanti, Presidente. Sì, oggi di fatto celebriamo la nostra seconda festa dell'orientamento. L'abbiamo chiamata volutamente così per rimarcare il fatto che per noi questo percorso di orientamento in entrata è un percorso che ha una duplice funzione, sicuramente quella di comunicare al territorio, ed ecco perché siamo qui al centro del nostro territorio, la nostra offerta formativa che appunto è molto variegata, ma soprattutto per dare ai nostri studenti l'opportunità di implementare ancora una volta e ancor più le loro soft skills. Si tratta di un'attività che ormai vanta una lunga esperienza all'interno dell'istituto e che di fatto vuole raccontare una scuola in cui il futuro non accade, ma si crea assieme ai ragazzi, perché il Liceo Leonardo è un punto di riferimento per le nuove generazioni, una scuola in cui la tecnologia non è mai il mezzo, ma ha il pensiero critico come fine. Di fatto cerchiamo di dare ai nostri ragazzi tutte le opportunità per poter crescere, ma soprattutto per affrontare le sfide del futuro. Con i nostri EILAB Officina del Futuro abbiamo creato dei workshop pionieristici in cui i ragazzi apprendono e comunque si cimentano nelle sfide dell'intelligenza artificiale, per fare in modo, per avere la consapevolezza che non saranno mai esecutori automatici di risposte, esecutori passivi di risposte automatiche, ma saranno coloro i quali governeranno le macchine, perché noi crediamo che le sfide del 2030 stiano proprio lì, sulla capacità attraverso l'utilizzo della tecnologia di governare la macchina da parte dell'uomo. Pertanto quelli che vogliamo formare ogni giorno sono uomini e donne che abbiano la consapevolezza del sapere, un sapere che parte e affonda le radici nel sapere classico, ma per proiettarli nelle sfide del 2030. Sono ragazzi che attraverso il debate acquisiscono anche importanti capacità di argomentazione logica, la capacità del rispetto dell'opinione altrui, la capacità di ascolto, e anche questa è un'avanguardia educativa che alla quale noi teniamo moltissimo. Devo dire, non ultimo, il processo di inclusione che si consuma all'interno della nostra scuola. L'inclusione, così come il debate è una palestra di democrazia, l'inclusione per noi è un misuratore di civiltà, è un modo per dare spazio, tempo e modo ai nostri alunni speciali di apprendere all'interno di un contesto protetto. Al Liceo Leonardo abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, ma anche quelle relazionali e comunicative. Quindi una scuola che vuole proiettarsi al futuro, chiaramente una scuola che non vuole e non può lasciare indietro nessuno. Questo è il Leonardo di oggi. Stiamo vedendo anche l'entusiasmo dei ragazzi nell'organizzare l'evento, nell'accompagnare le persone che vengono, i genitori. Ecco, questo è anche bello, questo spirito organizzativo che sta venendo fuori. Ecco, infatti è quello che dicevo all'inizio. I nostri ragazzi, partecipando alle iniziative di orientamento, acquisiscono delle soft skills molto importanti, il public speaking una delle tante, e sono delle soft skills anche la capacità di coordinare i team che si occupano anche delle iniziative di orientamento. Sono capacità che loro potranno spendere ovunque e che chiaramente faranno di loro la futura classe dirigente del nostro paese. Un motivo in più per iscriversi a Leonardo? Secondo noi Leonardo è la scuola perfetta perché ti apre le porte a tutte le università dove vuoi andare. Ti prepara a tutti gli studi e esci con una preparazione completa e precisa. Penso sia una scuola innovativa perché si possono fare molte esperienze per crescere. Il Leonardo possiede strumentazioni di laboratorio che molte altre scuole non hanno.